Assessore Loredana Panariti, un'importante azienda crocieristica italiana, offre lavoro. La selezione è prevista in una giornata importante, il 22 ottobre 2016. Perché la Regione ha deciso di aderire? Perché è importante che vi sia collaborazione sul territorio tra università, agenzie per il lavoro e aziende. In questo caso siamo di fronte a una grande azienda del settore delle crociere che insieme a noi seleziona un numero importante di persone, poi l'ultima selezione avverrà, come si è detto, a bordo della Costa Crociere, e alla Regione insieme all'azienda spetterà tutto il percorso di formazione delle persone, percorso di formazione che darà particolare attenzione al tema della sicurezza che sappiamo all'interno di una città galleggiante come la nave da crociera è assolutamente centrale, e la possibilità per le persone che verranno selezionate di ottenere un brevetto che poi andrà ad accrescere le loro competenze. È quindi con particolare soddisfazione che portiamo avanti questo progetto, che fa parte di tutta una serie di progetti che l'Agenzia regionale per il lavoro ha, di collaborazione con le aziende e con il territorio, in maniera tale da finalizzare la formazione alla possibilità poi di un'assunzione per le persone evidentemente che vi accedono.